l'aggressività di una donna con problemi di salute mentale, succede a Conegliano. Questa mattina l'ultimo episodio nel mirino, un nonno vigile. Lunedì aveva malmenato una 14enne e una negoziante. Emergenza psichiatrica nella Marca, casi in aumento nel 2025, 2 ricoveri al giorno tra i giovanissimi, aggressività tra gli effetti collaterali della cannabis sintetica. Tragico frontale a Mariano del Friuli, nello scontro tra un furgone e il camion di una ditta di ristrutturazioni di Oderzo ha perso la vita un 48enne, grave un 55enne di Mansuè. Sì alla messa alla prova per il bidello quarantenne dello Pitergino, scoperto nel 2024 a spiare con una webcam le docenti del suo istituto alle toilette. Niente condanna ma lavori socialmente utili. Sit-in di alcuni residenti di via Pisa davanti alla prefettura per sbloccare la situazione sfratti che si trascina ormai da 2 anni. Il comune si fa garante del dialogo tra le parti. Prima la videochiamata con il papà, poi l'intervento a domicilio, parto in casa in emergenza. Questa mattina a Treviso una storia a lieto fine nel racconto degli operatori del SOE 118. Dopo una lunga battaglia la trevigiana Barbara Guerra ha visto riconosciuto il diritto ad avere la sua Labrador Joy durante le sedute di chemioterapia. Oggi ha riabbracciato il suo cane. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la situazione che sta vivendo un intero quartiere, quello di Borgo Madonna a Conegliano, in ostaggio di una 50enne con problemi di salute mentale. Questa mattina l'ultimo episodio con la donna che ha occupato la strada inveendo contro il nonno vigile e tentando un'aggressione. Appena lunedì aveva malmenato una 14enne e una negoziante. Io ho fermato il traffico per lei e lei ha continuato a inveire, no? Le macchine suonavano così, signora vada via. Vai via te, e giù offese sul andare. Prima si è bloccata in mezzo alla strada nell'ora di punta, poi ha inveito contro il nonno vigile Armando Lorenzetta, 85 anni. Siamo in Borgo Madonna, a ridosso del centro di Conegliano, protagonista una signora del posto, poco più che cinquantenne, già nota ai servizi sociali per le sue fragilità, ormai diventato un incubo per commercianti e residenti. Mi viene incontro di corsa e cosa vuole che faccia? Mi sono girato attorno al furgone e l'ho evitata, insomma, ecco, e continuava a inveire, a offendere. Voleva aggredirla, voleva metterle le mani. Sì, è molto pericoloso non quanto per lei, ma per chi viene aggredito. Quello contro Lorenzetta è soltanto l'ultimo atto, peraltro segnalato alle forze dell'ordine di una lunga serie, ma in questi giorni si sta superando il limite. Lunedì pomeriggio una 14enne è rimasta ferita, a difenderla era intervenuta anche Silva Cozzi, titolare di una merceria più volte finita nel mirino. L'ha presa per le braccia e le dava calci con le ginocchia, pugni a questa bambina, e io lì ho cominciato a dire lasciala stare e non la lasciava stare. Dopo io ho fatto un gesto e le ho staccate e a quel punto se l'ha presa con me. Quando il signore dell'agenzia immobiliare ha visto è venuto giù e ci ha divise. Una violenza inaudita. Direi, sta bambina era tutta che tremava, mi ha presa così, mi diceva grazie signora ti voglio bene, grazie signora ti voglio bene. In Borgo Madonna c'è anche chi preferisce non parlare per paura di ritorsioni, ma gli episodi davvero si sprecano. La donna entra spesso nei locali mettendo tutto a soqquadro, minacciando e offendendo. Già in passato ha usato anche le mani. Mi ha strattonata e mi ha detto che io le rubo i quadri che lei fa. Sono riuscita a staccarla e non è che sia successo niente, però non è bello trovarsi, camminare sotto il portico e ti viene vicino uno e ti stratona. L'esasperazione è tanta in Borgo Madonna, ma la richiesta è una: intervenire subito a tutela di tutti. Non è per fare del male, ed è per aiutarla a star meglio, a guarire e a farla guarire. Non ce l'abbiamo con lei Però avete paura. L'abbiamo perché vogliamo. Certo che abbiamo paura. Io vengo al mattino e mi chiedo cosa mi succede oggi. Su quanto succede a Borgo Madonna interviene il sindaco di Conegliano che chiama in causa l'ULSS 2, la salute mentale. Dice Chiesa è questione di sicurezza, servono nuovi strumenti e strutture.
Io mi rivolgo alla ULSS con la quale abbiamo già un contatto aperto, ma dobbiamo assolutamente trovare la soluzione a questo problema, perché diventa un problema poi di sicurezza, diventa un problema di serenità, perché queste persone con problemi psichiatrici poi possono destabilizzare un quartiere intero, come sta succedendo per Borgo Madonna, dove ci troviamo nella situazione che questa persona quotidianamente magari lancia acqua dalla finestra, butta bottiglie, crea situazioni di disagio che non vogliamo vivere in città. Chiama in causa direttamente l'ULSS 2 il sindaco di Conegliano nelle ore in cui sembra trascendere la situazione in Borgo Madonna, con protagonista una cinquantenne già nota e seguita dai servizi sociali. Storia al limite ma non rara, anzi, sempre nella città del Cima c'è un 42enne fuori controllo che da tempo va in escandescenza. Nelle settimane scorse aveva devastato il bar dell'ospedale dopo aver aggredito a inizio anno lo stesso Chies, per il quale il nodo della salute mentale deve essere centrale. L'ho sollevato più volte e continuo a sollevarlo, questo tema è un tema importante che non va sottovalutato, perché mentre gli altri temi vedo che in città sono abbastanza sotto controllo grazie alle forze dell'ordine, qui parliamo di situazioni che non riguardano solo le forze dell'ordine ma riguardano anche il sistema sanitario che deve prendersi cura di queste persone. Non possiamo permettere che queste possano girare liberamente per la città con problemi psichiatrici che non possono essere sicuramente risolti da noi. Servono strutture, che cosa serve? Servono strutture e soprattutto serve avere coscienza del problema per risolverlo. Dal canto suo, l'ULSS 2, che pure sottolinea come il caso della cinquantenne di Borgo Madonna sia in capo il comune, parla di una tipologia di situazioni purtroppo sempre più frequenti, dicendosi pronta a una valutazione condivisa. Nei prossimi giorni, direttore generale e direttore dei servizi sociosanitari incontreranno Chies. Non sono solo io, ma tutti i sindaci nelle città hanno questi problemi con persone note, tra l'altro, che sono malate, per cui a un certo punto non c'è soluzione se non quelle di prendersi cura di queste persone, metterle in sicurezza e fare in modo che non possano nuocere alla pubblica sicurezza. Di emergenza psichiatrica si è parlato a Quinto di Treviso, dove per la prima volta questa mattina psichiatri e magistrati sono stati a confronto in un convegno sull'urgenza proprio psichiatrica con l'obiettivo di integrare le competenze e avviare delle buone prassi. 34 ricoveri in TSO su un totale di 800 ospedalizzazioni psichiatriche nel 2025 nell'ULSS 2, mediamente 2 al giorno, e ancora circa 700 consulenze psichiatriche urgenti in pronto soccorso. Sempre nell'arco dello scorso anno i pazienti autori di reati in carico ai centri di salute mentale della Regione Veneto sono stati 229, di cui 165 alloggiati nelle comunità. L'urgenza psichiatrica resta un tema di primo piano, ancora di più dal post-Covid se si guarda ai giovani, con un aumento dei casi di sofferenza nella fascia tra i 18 e i 24 anni con forme depressive e di autolesionismo, ma i primi casi si registrano già al di sotto di questa fascia di età. L'età dei 14 anni come un'età estremamente problematica sia per lo sviluppo dei ragazzi sia appunto per fattori di stress. Disagio che può sfociare in violenza quando entra in gioco l'assunzione di sostanze stupefacenti, in aumento l'uso della cannabis sintetica facilmente acquistabile in rete. Uso di cannabis sintetica, ok? E vediamo appunto a livello di urgenze queste situazioni, è una cannabis che può dare aggressività. Altro aspetto non trascurabile, quello dei suicidi, con uno sguardo anche qui al mondo giovanile. Negli adolescenti il gesto estremo è la seconda causa di morte dopo i tumori, nei giovani adulti è la terza, preceduta dagli incidenti stradali. Abbiamo un aumento dei tentati suicidi negli anni in tutta la provincia, ma una diminuzione dei suicidi effettivi. Abbiamo due fasce d'età, una del paziente anziano, spesso debilitato, spesso con malattie anche organiche, e un'altra fascia di età però che sta aumentando è quella degli adolescenti. Tutti questi aspetti sono stati approfonditi nel corso di un convegno che per la prima volta ha messo a confronto gli specialisti del settore con i magistrati, con l'obiettivo di analizzare la complessità delle situazioni che arrivano in psichiatria, definendo il concetto di urgenza. Ad oggi i dati dimostrano come i consultori della Regione vedano soprattutto pazienti inviati dai tribunali, togliendo risorse ai casi di vera pertinenza.
sicurezza. Non tutto quello che arriva è di pertinenza psichiatrica. Occorre fare attenzione nell'invocare il disturbo psichiatrico, evidenzia il direttore della psichiatria di Treviso. Si presume che lo psicologo o lo psichiatra abbia una competenza trasversale su qualsiasi ambito del comportamento sociale. Ridimensionerei, è vero che ce ne occupiamo, è vero che forse abbiamo una formazione che ci permette di dare delle chiavi di lettura anche a quel che avviene, però è un tema di continua evoluzione. Non c'è sempre il disturbo psichiatrico dietro certi. Assolutamente, lo abbiamo visto dalle statistiche, e negli accessi del pronto soccorso per alterazioni comportamentali parlava il dottor Bernardi di un 3% di problematiche psichiatriche. Solo qualche giorno fa era scoppiata una rivolta con un tentativo di fuga nell'istituto penitenziario minorile di Rovigo. Ora un giovanissimo ha tentato di togliersi la vita in cella impiccandosi. Il ragazzo, salvato dagli agenti della polizia penitenziaria, è stato portato in ospedale dagli operatori del SUE, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un episodio che segue un grave fatto accaduto sabato in tarda serata sempre nel penitenziario minorile di Rovigo, quando un gruppo di 5 ragazzi maggiorenni che prima erano detenuti a Treviso aveva messo in scena una rivolta per tentare la fuga. Un piano sventato dalla polizia penitenziaria che assieme alle altre forze dell'ordine ha riportato la situazione alla calma. Scontro frontale tra un camion e un furgone frigo, deceduto un udinese alla guida di quest'ultimo, mentre l'autista del camion, residente nel Trevigiano, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Ci troviamo lungo la strada regionale, per precisione la variante di Mariano del Friuli al chilometro 3 progressiva 300, dove è avvenuto questo drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata poco prima delle 13 lungo la variante della strada regionale 305 all'altezza del viadotto sul torrente Versa. Per causa al vaglio dei carabinieri, per chiarire le esatte dinamiche del sinistro, 2 mezzi, un camion che trasportava ghiaia e condotto da un 55enne residente a Mansuè in provincia di Treviso, autista per conto di un'azienda di Oderzo diretto verso Gradisca di Sonzo, e un furgone frigo alla guida un 48enne udinese, Gianluca Gussetti, si sono scontrati frontalmente tra loro. La scena agghiacciante, con i rottami di quanto rimaneva del furgone sparpagliati in mezzo alla careggiata e il camion finito all'interno del fossato con la cabina di guida schiacciata. Celeri i soccorsi. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per parecchio tempo prima di poter estrarre dalle lamiere contorte il corpo senza vita di Gianluca Gussetti, mentre l'autista del camion è stato dalla cabina di guida, preso in consegna dai sanitari per essere successivamente trasportato all'ospedale di Cattinara, dove è giunto in codice rosso, ma secondo le ultime notizie non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi, al vaglio degli inquirenti, il malore o una distrazione fatale da parte di uno dei 2 conducenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza. Omicidio di Preganziola, è iniziato il processo a carico di Barbara Mazzariola, la 58enne che la sera del 16 marzo 2025 accoltellò il 67enne Mauro Pereni nella sua abitazione. La vittima morì il giorno dopo in ospedale per una grave emorragia. La donna era presente oggi in aula, al termine dell'udienza ha salutato alcuni parenti tra cui il figlio, poi è stata accompagnata fuori dagli agenti della polizia penitenziaria. Il legale dell'imputata, l'avvocato Alessandra Nava, ha nominato a sorpresa un consulente medico per accertare se il decesso di Pereni sia da mettere in relazione ai soccorsi e successivamente all'intervento a cui venne sottoposto. Il 2 luglio continuerà il processo, saranno 21 i testimoni che verranno ascoltati nel corso delle udienze, di cui 7 dell'accusa e 14 chiamati dalla difesa. La donna rischia l'ergastolo. Accusato di violenza sessuale, è stato scagionato grazie ad una foto scattata con il cellulare dell'imputato. La difesa ha dimostrato la sua innocenza con la geolocalizzazione del telefonino. Un incubo iniziato 2 anni fa, quando una tredicenne, al tempo dei fatti, aveva denunciato di essere stata violentata nella sua abitazione durante una festa. Nel mirino era finito un ragazzo, allora 18enne, incensurato. La difesa del giovane ha dimostrato in maniera chiara che nel momento in cui la vittima aveva dichiarato di essere stata abusata sessualmente, lui non era in quella casa. A dimostrarlo una perizia sul telefonino dell'imputato. Attraverso l'analisi del telefonino dell'imputato è riuscito a dimostrare che il ragazzo si trovava in un luogo
luogo completamente diverso e nel medesimo orario relativamente ovviamente al capo di imputazione, e quindi il ragazzo non era a quella festa, era da tutt'altra parte e con altre persone. Fondamentale è stata la geolocalizzazione del cellulare del ragazzo. Effettivamente in questo caso il telefono è stato uno strumento preziosissimo per dimostrare l'innocenza del nostro assistito. Il PM aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Un fatto di per sé gravissimo che si è rivelato completamente falso, e questo deve imporre alle famiglie in primis un controllo maggiore e accurato rispetto a quelli che sono i comportamenti dei ragazzi. Il ragazzo è stato scagionato al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. I fatti sarebbero accaduti a Trevignano il 4 luglio del 2023. Tutta la vicenda si sarebbe consumata durante una festa tra giovanissimi che si era svolta a casa proprio della vittima. Il gruppo aveva bevuto e, secondo il racconto della minorenne, il giovane, approfittando del fatto che era ubriaca, avrebbe consumato un rapporto sessuale. Ma ora le prove raccontano un'altra verità. Il giovane è stato assolto. Aveva piazzato una telecamera nascosta nel bagno delle donne di un istituto scolastico dello Pitergino. Il bidello da tempo riprendeva le insegnanti della scuola quando entravano nella toilette. L'uomo, 40 anni, nel novembre 2024 era stato sorpreso a recuperare le immagini rubate da una webcam nascosta in un cestino. Così per lui era scattata la denuncia per interferenze illecite nella vita privata, aggravata dalla qualifica di incarico di pubblico servizio. Il bidello se la caverà solo con la messa alla prova, un periodo di lavori di pubblica utilità. La tragedia di via Botteniga, ieri a Ring la discussione sulla manutenzione degli alberi e del verde, fondamentale, ha spiegato Giovanni Manildo, il concentrarsi sul tema del genio civile da tempo, ha detto, sotto organico. Il dramma di via Botteniga, dove un pioppo si è spezzato travolgendo Pietro Monici, 38 anni, ed uccidendolo sul colpo. Pochi giorni dopo, a Treviso, nel cuore della città, in via Roggia, a piegarsi un altro albero che ha danneggiato la grondaia di una banca. A Ring, a parlare di una questione che si fa sempre più scottante, Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso ed ora capogruppo del centro-sinistra in Consiglio regionale. Alcune zone, come via Botteniga, sono di pertinenza del genio civile che Casugana ha convocato per domani. Qui il tema poi è il del genio civile, che genio civile è drammaticamente sotto organico, quindi penso che sia fondamentale aumentare l'organico del genio civile. E chi si occupa della provincia del Veneto sono 15 persone soltanto, delle province di Treviso scusate, 15 persone soltanto per tutta la provincia, qualche anno fa erano il doppio, penso che ci faccia pensare tutti che è necessario implementare i controlli. Sulla manutenzione del verde degli alberi, il sindaco Mario Conte ha ribadito più volte che le piante a rischio devono essere abbattute per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. È fondamentale, ribadisce anche Manildo, effettuare la manutenzione del patrimonio degli alberi e aumentare i controlli. Penso che il tema della manutenzione del nostro patrimonio degli alberi sia fondamentale. Anch'io da sindaco, come ho sentito quello che diceva Mario, abbiamo aumentato i controlli, il monitoraggio, la collaborazione con i privati e con chi era il proprietario del patrimonio arboreo. Penso che sia necessario agire con grande equilibrio. Noi tutti siamo grandissimi amanti degli alberi e del verde, quindi è fondamentale che vengano preservate e preservata questa ricchezza, però è anche fondamentale garantire la sicurezza e la salute pubblica. Si è vista questa tragica fatalità e veramente ci colpisce tutti. Intanto fra poche ore l'ultimo saluto a Pietro nella chiesa di San Nicolò a Treviso alle 14:30. In tanti saranno presenti per ricordare una persona amante della vita, della natura, che il destino ha strappato troppo presto all'amore della famiglia e di tante persone che lo conoscevano e lo stimavano. Restiamo a Treviso con il sit-in di alcuni residenti di via Pisa davanti alla prefettura per sbloccare la situazione sfratti che si trascina ormai da 2 anni. Il comune si fa garante del dialogo tra le parti. Il comune si è reso disponibile a riaprire un tavolo di confronto tra le parti perché si possa addivenire anche con qualche ulteriore agevolazione ai nuclei familiari per trovare delle soluzioni abitative alternative.
Attendiamo ora una proposta della proprietà che ci dica quali sono i limiti delle agevolazioni che sono disposti a concedere per trovare delle soluzioni, ulteriori soluzioni abitative. Al termine di quasi 2 ore di vertice in prefettura, davanti anche al questore e agli avvocati della proprietà del condominio di Via Pisa, che appartiene ad un fondo olandese, l'avvocato De Checchi garantisce che il comune sarà l'anello di congiunzione del dialogo tra le famiglie sfrattate e la proprietà, che ora deve fare una controproposta rispetto agli sfratti prospettati. Il tema resta comunque di natura civilistica e privatistica, spiega De Checchi, che però vuole chiarire un paio di punti. Da un lato le famiglie sfrattate avevano contratti regolari e pagavano l'affitto, dall'altro il comune non ha abitazioni da assegnare. È un concetto al quale voglio essere molto chiaro, sono famiglie che vivevano lì con diritto. Le soluzioni abitative del comune passano attraverso delle procedure che sono le graduatorie, gli ERP, gli ecocanone, l'emergenza abitativa, e quindi ahimè vi sono ulteriori nuclei familiari rispetto a questi di Via Pisa che hanno delle graduatorie e hanno delle necessità. L'auspicio da parte nostra è che nessuno da lì possa essere mandato via se prima non trova una soluzione abitativa. Ruggero Sorci, che insieme alle associazioni rappresenta le famiglie, non è soddisfatto della risposta. È una responsabilità del comune garantire il fatto che non finiscano in strada e questo deve essere la cosa prioritaria, al di là di qualsiasi altra cosa. L'impegno politico, senza poi che questa cosa qui venga sostanziata, non ha assolutamente nessun valore. Staremo a vedere nelle prossime settimane. Un presidio che ha visto la partecipazione anche di tutta la società civile venuta a supporto delle famiglie, circa una ventina, tutte con figli minori a carico, per un totale di circa 50 persone che non vorrebbero trovarsi in mezzo alla strada in tempi brevissimi. L'indice è in primis puntato contro la proprietà. Una situazione che non è dovuta a loro, che è dovuta solo a un intreccio speculativo di cui sono vittime dopo aver pagato per tanti anni regolarmente tutti i canoni di locazione, e oggi si ritrovano a non avere più la possibilità di trovare casa in una città in cui il mercato delle locazioni è asfittico, è ancora più difficile per persone di origine straniera, perché anche questo va detto, e i canoni sono insostenibili per la maggior parte dei lavoratori. La soluzione di Remo Sernagiotto dall'accusa di corruzione, gli anni del processo, la sofferenza rivissuta a Ring dalla figlia Gloria, assessore a Treviso, che ha raccontato anche aneddoti inediti di quanto lui e i familiari hanno passato. Penso al giorno della sua morte, in cui, travolti da un dolore indescrivibile, leggevamo sui social persone che scrivevano che era stato fortunato a morire perché così si era evitato una condanna. E questo credo sia una cosa veramente disumana. In questi anni abbiamo sempre messo davanti a ogni cosa la nostra dignità, ma adesso è venuto il momento di raccontare quello che noi e nostro padre abbiamo passato. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Gloria Sernagiotto, figlia di Remo, torna sugli 11 anni da incubo, così li definisce più volte, trascorsi dall'avvio dell'inchiesta Cade la Robinia, che ha visto Sernagiotto, allora assessore regionale al sociale, indagato per corruzione. Nei giorni scorsi in appello la soluzione piena perché il fatto non sussiste, ma questo, racconta Gloria, non cancella ciò che è stato, citando un altro episodio. Mio padre era in passeggiata con mia madre, è stato avvicinato da una persona, mio padre, che era sempre cordiale e amichevole con tutti, si è avvicinato sorridendo per salutare questa persona, e questa persona davanti a mia madre gli ha detto: Sernagiotto, cosa fai ancora qui? Non ti hanno ancora messo in galera. E la mortificazione che mia madre mi ha raccontato aver letto negli occhi di mio padre non la dimenticherà mai, e a me questo è quello che più ancora oggi fa male: quanto è stato umiliato, quanto è stato mortificato, senza la possibilità di poter dimostrare che non c'entrava nulla. Questi sono stati gli anni dell'inchiesta, in cui molti di quelli che prima si professavano amici hanno voltato le spalle e in cui l'esponente di Fratelli d'Italia ha sofferto anche fisicamente. Non era più lui, ha cominciato a soffrire anche fisicamente fino all'epilogo più tragico, cioè la sua morte, e noi siamo convinti, ma ce l'hanno detto anche i medici, anche il cardiologo che lo seguiva, che il peso del processo e il dolore, soprattutto il senso di impotenza, io credo, di non poter dimostrare subito, in tempi ragionevoli, la sua innocenza e la sua completa estraneità ai fatti. Per la figlia c'è stata una volontà politica di colpire Sernagiotto.
Mio padre era una persona scomoda, penso, proprio perché è un uomo di visione, proprio perché è un uomo fuori dagli schemi anche della politica tradizionale, uno che ha sempre detto quello che pensava, uno che ha portato avanti tante battaglie e probabilmente anche il suo successo politico credo abbia portato a voler un po' minare la sua immagine, la sua credibilità. Tutto questo lascia solo dolore e rabbia di cui nessuno conclude e risponderà. Tema, rincara, la cui gravità, il referendum lo dimostra, non è compresa fino in fondo dai cittadini. Nel nostro paese paga anche un medico quando sbaglia, però i giudici non pagano mai. O finché certe esperienze non ti toccano, non capisci fino in fondo che cosa vuol dire. E io ci credevo politicamente, ma ci credevo anche come vittima indiretta del sistema giudiziario del nostro paese. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. Questa mattina alla Cafoncello il primo dei 6 incontri organizzati dall'ULSS 2 per far conoscere meglio ai cittadini il fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario è uno strumento fondamentale che consente di far transitare i dati al cittadino da una parte, ma ai professionisti per gestire al meglio il percorso di cura e per accorciare le distanze e quindi rendere la sanità sempre più vicina al cittadino. Accorciare le distanze tra sanità e cittadino, velocizzando i tempi e tagliando la burocrazia. Il fascicolo sanitario elettronico cresce offrendo sempre più servizi. Ad oggi sono 18 milioni i documenti inseriti, 200.000 cittadini che hanno fatto l'accesso nel corso del 2025. L'ULSS 2 ha incontrato i cittadini nel primo di 6 appuntamenti per imparare a conoscerlo e usarlo. Dobbiamo pensare al fascicolo come l'elenco, l'indice di tutti i documenti clinici che sono presenti e prodotti dalle strutture. Fra un po' ci saranno anche quelli dei privati accreditati. Il fascicolo sanitario elettronico si sta trasformando da semplice contenitore di documenti ad un database sulla nostra salute. Il cittadino potrà cambiare medico, vedere le proprie esenzioni e prescrizioni, ma anche inserire al link taccuino la sua storia clinica. Nel momento in cui si arriva al medico, il medico ha la possibilità di vedere tutte queste informazioni, che sono sicuramente più dettagliate perché vengono registrate nel momento in cui succedono. Intanto sul fronte personale infermieristico, nel concorso di Azienda Zero, al termine delle selezioni sono 194 gli infermieri inseriti in graduatoria. Questo è un momento in cui abbiamo disponibilità per questi 194 professionisti, ne abbiamo già contattati i primi 100, stiamo già facendo i colloqui, quindi siamo fiduciosi di un tasso di adesione importante, sappiamo che c'è un tasso di non adesione importante, però aspettiamo di vedere i numeri. In questi giorni qui diciamo che ci siamo attivati da subito e in questi giorni qua, a tempo una settimana, dovremo avere i ritorni. Ma il problema non è risolto, anzi, evidenzia il direttore generale, se vogliamo programmare dobbiamo anticipare i tempi. Al di là di fare i concorsi abbiamo anche tutta una spinta che è quella che riguarda la revisione dei modelli organizzativi, cioè su quello non dobbiamo rimanere fermi, perché l'utilizzo delle risorse è figlio dei modelli organizzativi che abbiamo. Prima la videochiamata con il papà, poi l'intervento a domicilio, parto in casa. Questa mattina a Treviso, mamma e bambino stanno bene. La chiamata è arrivata attorno alle 8:40 del mattino, circa poco dopo siamo arrivati sul target e sono riuscito ad effettuare una videochiamata appunto per poter assistere al meglio la paziente, che appunto sì, la videochiamata non faceva vedere ancora un parto a termine, infatti il parto comunque è arrivato subito dopo che l'equipaggio è arrivato sul posto. È stato un mix di operatività e prontezza quello che ha portato alla nascita di un maschietto a Treviso che evidentemente aveva fretta di venire al mondo, tanto da prendere in contropiedi i giovani genitori, una coppia di origine africana. E così, mentre l'infermiere Paolo Antonello era in videochiamata dalla centrale operativa del SUEM 118, l'ambulanza ha raggiunto il domicilio, consentendo un parto in casa tutt'altro che programmato. Quindi l'equipaggio, che era composto, c'era anche la dottoressa qui presente, ha seguito le fasi del parto, che è stato naturale, non ha presentato complicazioni. È nato un bimbo di circa 3 kg, sano, a pagar pieno, e sono state fatte le manovre che si fanno sempre alla nascita del piccolo,
e poi sono stati accompagnati mamma e bambino direttamente in ostetricia. Al Cafoncello dunque, dove ad accogliere il neonato c'era una culla riscaldata, una storia a lieto fine, dice la primaria della centrale operativa Maria Luisa Ferramosca, dove fattore umano, tecnologia, professionalità hanno fatto la differenza. E mamma e bimbo stanno assolutamente bene e stiamo bene anche, che siamo contenti che sia andato tutto bene. No, bravo l'operatore che ha dato le indicazioni e che ha attivato anche la videochiamata, che è uno strumento che ci consente di mantenere, oltre che il contatto verbale, e anche il contatto visivo. Sono sempre cose piacevoli da poter fare, insomma, magari avessimo questi interventi tutti i giorni, ecco, ogni tanto anche qualcosa di bello, insomma, ecco. Dopo una lunga battaglia, Barbara Guerra ha visto riconosciuto il suo diritto ad avere il suo Labrador Joy durante le sedute di chemioterapia. La gioia è la cosa più banale che potrei dire, però lei è tutto per me. Se non hai qualcuno è difficile affrontare qualsiasi malattia. Poi se hai anche un tumore al pancreas e si sa che magari non tutti riescono a uscirne, serve il supporto morale non solo delle persone a fianco, ma anche il supporto morale del proprio amico a quattro zampe. È stata una lunga battaglia, ma alla fine Joy, Barbara e Antonio ce l'hanno fatta. L'ospedale ha concesso il nulla osta affinché il Labrador possa stare con la paziente durante la chemioterapia. Un sollievo enorme per Barbara, alla quale il tumore al pancreas fu diagnosticato proprio da Joy, che insistentemente le aveva messo il muso nel punto malato nei mesi passati. Perciò le do la vita a lei, diciamo così. Diciamo che lei è la mia pet therapy e la mia psicologa. Un animale d'affezione è ben più di un amico, è un dottore, uno psicologo, una spalla, la scienza lo ha stabilito da tempo. Barbara non vedeva Joy da Pasquetta quando era stata ricoverata per un'ulteriore operazione alla quale seguirà una chemio, nella quale stavolta avrà la pelosona al suo fianco. Commosso il marito Antonio, che ringrazia tutto lo staff ospedaliero di Treviso e Montebelluna e l'associazione Angeli con la Coda, e l'ultimo pensiero è per il percorso e per il futuro che verrà. Grazie a Dio Barbara è stata premiata, ha avuto anche l'avvicinamento della Joy, dove ha potuto accarezzarla e toccarla e soprattutto guardarla. Gli occhi di Joy e gli occhi di Barbara, entrambi erano tutte e due lucenti. Per questo diciamo grazie a tutti e grazie di cuore. So che da oggi partirà, lo sentiamo, partirà una nuova era, un'era molto più umana, molto più vicina ai pazienti che vivono, ripeto, delle difficoltà nel percorso di malattia. Un aggiornamento sulla situazione alberi a Treviso dopo la tragedia di Pietro Monici giovedì scorso e dopo l'albero è caduto in centro città ieri mattina. Il comune incontrerà la settimana prossima, dunque slitta l'incontro tra Cassugana e Genio Civile, il vertice che era atteso, slitta alla prossima settimana per fare il punto sul verde pubblico e sulla situazione degli alberi. È ora il momento della pagina con le notizie da Belluno e provincia. È finito nei guai uno chef di 29 anni italiano fermato durante un controllo della volante nelle vicinanze dell'imbocco della 27. I poliziotti, la situazione è apparsa sospetta. L'auto era infatti piena di bagagli e buste che impedivano di distinguere bene chi e cosa vi fosse all'interno ed era inoltre pervasa dall'odore di forte profumo appena spruzzato. Al controllo più approfondito in una valigia sono stati trovati 40 grammi di marijuana e 51 grammi di hashish, un bilancino, un coltellino sporco di stupefacente e 1.580 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato e il giovane chef, già noto per un precedente specifico, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.
A poche settimane dalla conclusione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 scoppia il caso della cabinovia mai entrata in funzione a Cortina da un pezzo. Costi lievitati, criticità tecniche e una procedura d'appalto finita sotto accusa, presentato un esposto alla Corte dei Conti. Un'opera definita strategica per la mobilità olimpica ma che oggi resta ferma è la cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina, finita al centro dell'esposto alla Procura Veneta della Corte dei Conti presentato dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella. Non è stata ancora conclusa, non è partita non solo per i giochi ma anche adesso che sembrava dovesse essere collaudata in poco tempo. Abbiamo interrogato l'autorità preposta alla sicurezza, Ansfisa, che ha risposto alle nostre richieste dicendo che non può essere rilasciato il nulla osta in quanto mancano ancora dei documenti. Il progetto, partito con un costo di 22.800.000 euro, è arrivato a sfiorare i 35 milioni, ma nonostante l'investimento l'impianto non è mai entrato in funzione. Al centro della segnalazione la gestione dell'appalto da parte di Simico, la società pubblica incaricata delle opere per i giochi. La prima gara viene annullata per violazione della segretezza, la seconda va deserta. Si procede allora con un affidamento diretto in regime d'urgenza. Ma i problemi non finiscono qui perché le principali aziende europee del settore rinunciano a partecipare. Tempi troppo stretti, appena 6 mesi, e condizioni geologiche considerate complesse. Durante i lavori emergono infatti criticità importanti: terreno fragile, rischio idrogeologico elevato, presenza di fratture nel suolo. E soprattutto manca ancora il via libero decisivo, quello dell'Ansfisa, l'autorità del Ministero dei Trasporti. Credo che la Corte dei Conti possa contribuire a fare chiarezza. L'opera, prevista come simbolo di efficienza in vista delle Olimpiadi, non è stata completata neppure dopo le Paralimpiadi. Ora la Corte dei Conti dovrà verificare eventuali responsabilità, dalla correttezza delle procedure ai possibili danni erariali. Non viene archiviata la vicenda del bambino fatto scendere dall'autobus senza biglietto e costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve. La procura è pronta ad andare avanti. Per il conducente potrebbe profilarsi l'ipotesi di abbandono di minore. Prosegue l'iter giudiziario sul caso del minore lasciato a piedi dopo essere stato fatto scendere da un autobus di linea. Fine gennaio, periodo preolimpico, tratta San Vito, Vodo di Cadore. Secondo quanto ricostruito, il bambino, 11 anni, sarebbe stato fatto scendere dal pullman perché sprovvisto del nuovo biglietto da 10 euro. Era pomeriggio, oramai l'imbrunire e fuori c'era la neve. L'11enne non ha con sé il telefono cellulare e si incammina verso casa sulla ciclabile che collega San Vito a Vodo. A casa arriva infreddolito, in stato di ipotermia, racconterà la mamma, che, appresi i fatti, tramite la nonna e legale Chiara Balbinotte, presenta denuncia querela per abbandono di minore contro l'autista e Dolomiti Bus. Chiuse le indagini, la procura ha deciso di non archiviare il fascicolo e sarebbe pronta a notificare l'avviso di garanzia all'autista Salvatore Russotto, dipendente della società di trasporti La Linea. L'ipotesi di reato è quella di abbandono di minore. Le indagini, oramai concluse, si sono basate su una dinamica ritenuta chiara fin dall'inizio perché l'episodio è stato ripreso dalle telecamere di bordo del mezzo. Sul fronte lavorativo l'autista è già stato oggetto di un procedimento disciplinare interno. Dopo una sospensione temporanea è stato assegnato a un'altra mansione all'interno dell'azienda che opera in subappalto per Dolomiti Bus. Una misura meno severa rispetto al licenziamento, ma che lo ha allontanato definitivamente dalla guida dei mezzi a 1 anno dalla pensione. La famiglia in queste ore sta valutando un'eventuale remissione della querela, anche se il reato è perseguibile d'ufficio, e l'iter giudiziario proseguirà comunque salvo eventuali richieste di patteggiamento. Ora la parola passerà alle parti, mentre la vicenda resta sotto la lente della magistratura. Incidente tra un mezzo pesante e 2 veicoli a metà pomeriggio sulla 51 di Alemagna a Cadola di Ponte nelle Alpi, all'altezza dell'incrocio che scende da
Canevoi. Una persona è rimasta ferita e soccorsa dall'ambulanza del San Martino di Belluno. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, ANAS ha chiuso la statale per 1 chilometro, causando lunghi incolonnamenti e deviazioni sia verso l'autostrada che per Belluno. Sul posto, oltre al personale sanitario e le forze dell'ordine, hanno lavorato i vigili del fuoco e le squadre dell'ANAS per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza. E adesso torniamo sulla polemica del taglio dei tigli di via Feltre a Belluno. Si è svolto a porte chiuse a Palazzo Rosso il confronto tra il sindaco e Italia Nostra. Toni accesi, posizioni che rimangono distanti e inconciliabili, con evidente delusione per le risposte avute da parte di chi ha chiesto di essere ricevuta. Non siamo rimasti soddisfatti, nel senso che abbiamo, soprattutto per quel che riguarda la trasparenza, abbiamo qualcosa da ridire. Altrettanta delusione è stata espressa anche da chi ha ricevuto la delegazione Italia Nostra e che ci mostra la sì copiosa raccolta di firme, 2700 raccolte in poche ore, evidenziando però come almeno la metà sia di non residenti a Belluno. Devo dire una cosa, un po' di rammarico, che questo incontro pensavo fosse o vertesse in una situazione più costruttiva. Invece ecco, quando sento che alcuni di loro dicono che io dovrei fidarmi meno dei miei uffici tecnici e che lo studio che ha fatto il progetto forse non era adatto, ecco, io davanti a affermazioni del genere credo che non ci sia il rispetto dovuto per chi veramente istituzionalmente fa il proprio ruolo e mette a frutto le proprie competenze per questa città. Scontato l'abbattimento da settembre in poi degli altri 100 tigli? O c'è da parte di chi è in disaccordo la possibilità di fare qualcosa? Così a botta calda siamo indignati, però dobbiamo ragionare a mente fredda. Quindi sulla sua ipotesi di azioni legali, di denunce penali, fa marcia indietro? No, non faccio marcia indietro, devo valutare. Io credo che ogni azione va valutata nel loro aspetto. Io credo che qui siamo nel rispetto e tutela di tutti i crismi possibili, quindi ognuno farà le proprie azioni in quello che crede. È davvero tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla sigla e poi a seguire come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.